Bonjour monsieur, Bonjour, si vous appelez Maurice Nojac. un se nascut Sono scritto al Compeirel, sulla comune di Montpeyrouse, et un culanada. e 1949, le 8 de février. Et così se fa che vous trouvez ça à Bozo. C'est-à-dire che hai pas mal camminato torna per travagliare. C'est-à-dire lo sporenza, io sono scritto anche lavoro che al Compeirel, cosa rada le pesate o dei tesc. E 2 anni dopo, ho chiesto che lavoro per andare a Saint-Rémy de Montpeyrouse, al Rasa qui. E sono già che lavoro, io faccio 2 anni che io che lavoro qui, come fermiere. E dunque sono stato levato qui, a mio frère. E mi sono buon lo parent per guadagnare d'argent, non che li ho portati a lavorare. E a 7 anni, lo frère era partito a 21. E presso io partire presso andavo a Parigi a fare il corbu. E fare il corbu a Parigi, io l'ho fatto 2 anni. E mi fai preparare. Poi io ho fatto il caffè, non te pau. E voilà. Et tout l'anno? Ah non, pas che l'hiver, parce que Perché io torno per fena. Ah. Oui, che io torno per fena. Per già fena lo stal, a lavoro io. Et à mon avias de monde che conoscias de... Ah, oui, mi conoscono tutto il mondo a Parigi. A Parigi conoscono per il mondo, i bistrò, tutto quello, le carboniere, ancora pas che del mondo del paese, della montagna, tutto quello del paese, perché io sono stato, ho passato la giornata sulla regione della Iola, a Munio. E dunque trovavo nel mondo, lo dimanche, tutti noi tornavamo a trovare l'acqua, a Mun, e l'acqua avevamo mangiato miniatura alla galasciadoria con il Bugna. E presso da qui andavano, ok, dalla rapè o Salon Vianney, ci avevano gli amicalos. E da qui danzavano tutte le prime giorni. E lo sera tornavano a ridere per mangiare soupa, tornavano al Vianney a danzare e rientravano al dernier metro. E presso da qui, lo mattino, che li ho attaccati, lo patrone. Come a 6 ore al mattino, erano già al 6 e mezzo, e mezzo di carrozzeria qui, no? Ma buon, con un'epoca all'est, come la pinze. Allora, comprendete che io andavo, E mi era pas grasse. Era pas grasse, sì. Così se passava per livrer les corbeaux. E beh, avevo lo patrouille aveva del chantier o di Parigi o di machin quoi. Le premier patrouille che abbiamo fatto era in Bagliò, Rime il Maison era. Ma qui era la Bagliò, che era pas che dei pavillons. E après on era dello 7e qui c'è Félix. E qui era con gli montati lo estati, abbiamo lo chantier di Corbeau, l'abbiamo Gare di Batignolles. E andavano a caricare la veglio al chantier, presso alle camion zero caricati, e libravano tutto era un quartier, tutto qua, pas loin del Palais de l'Élysée, di Lisbonne, Faubourg Saint-Ouen, tutto qua, quello che era il quartier. Montavano con libravano il mondo sur Pigalle, il mondo libravano mai di carriera del mondo, che era pas comodi. Ma fin bon, allora libravano, cominciavano il motivo a 6 ore, e acabavano di livrare poi 4-5 ore. E presso andavano al chantier, tornavano a preparare il camion per il lendemain, e rientravano, e voilà. E avias un carretto? Un camion, io lo frère aveva cominciato a una carretta. Una carretta, perché era, come si chiamava? Ric en Campo era lo frère, di Gonellos. E facevo una carretta, e me la brida sulle spalle, e tiravo la carretta. E voilà. E così si montava il carbone degli stati? E sulle spalle? Din che? Din de sac. Abbiamo de sac, ma le sac erano pavorati, abbiamo de sac papinasco qua. E io avevo giusto un po' come qua, le mettevo dritte sulle spalle, portavano qua, montavano con il CGM e tutto qua. E presso io avevo come livravano per i quartiers, Boulevard Haussmann, tutto qua, che li montavano per le scale di servizio. Io avevo il grande escalier, e il grande escalier, e l'escalier di servizio. Allora il grande escalier restava al 5e. E l'escalier di servizio montava jusqu'au 6e o di qua 7e. Allora che li montava l'escalier di servizio, e mi sono perché di qua potevo solo con concierge, voleva pas montare per l'altro escalier, perché le escalier si mettevano bronzados e topissi e tutto in bordel. Perché la concierge, non avevo sortito qui. E tutto questo non potevo pas montare più in che lo 5e. Allora montai per l'escalier di servizio, e
E il problema è che alla cima si muove c'è questa decisione amico. E io una specie di finestra andiamo che il toccavo me lo sa come e un ancora pacche di comri di buono. Pacche di comri di buono, di couleurs immenses. E pacche di quella di comri e abbiamo lui vese dillo couleur e la fuon. E quella no fuon che lo donava là io. Ancora que les fins que vivió au monde, il y avait des personnes très très achadas qui ont la retraite que la pauvre fin ça que veut trouver une retraite de misère. Et du coup, tu as eu du mal à pagar le sac de corbeau. Et prenez 50 kilos de corbeau. Abbiamo des puelos, des picciotti, come si appellava quelle specie di puelos, redondi come qua, piccinetti, papinango qua, e facevamo dei buletti. E un mettias, il corbeau, E beh, io avevo dei cofri che tenevo pas 50 kilos, parce que lui ça faisait 50 kilos, et les coffres tenevo 50 kilos juste, voilà. E vous cogliona quand était Telefonavo, comandavo con Bisio che io livrava, comandavo e andavo in livra e livravano tutta la giornata qua. E mi mettevo livravano di gasoil, tornava di fuel di jerrycans tornava, perché io avevo un po' la mazut, e donc livravano di mazut tornava di jerrycans. E tornava a prendere la cendre? Ah non, pareil, le corbeau, le cendre, le foutu al poêle, les jerrycans à vide, le prenions, mais non, les cendres se démerdaient, il faisait. E così era spogat? E bien, là, qui avait un fixe, mais pas très bien élevé, et prenions 20 centimes per sac, e per estarci prenions. Alors, alla fine della giornata, facciamo un po' d'argine all'epoca. Facciamo d'argine all'epoca, perché all'epoca gagnavamo d'argine, ancora pas comme rare, mais 20 centimes de francs, aujourd'hui, je comprends pas ça. Je comprends pas ça, 20 centimes. Mais à l'époque, on ne comprend pas ça, 20 centimes. E dei cop che io ho donato un estreno? Oui, il y avait des estrenos. Ah oui, il y avait des estrenos, oui. E ero grosso così? Oh, de quoi, on donnava qualche bulio. Mais bon, vogliamo dire che lo spavore che c'è lui ricci, Ah oui. Lo spavore lo donavo, ma lui ricci, vous ne connaissez pas. Ah oui, oui. Ah oui, oui. E lui che dimorava l'annato, Boris? Eh bien, il y avait aucune, c'est ce qui démorable, parce qu'il y avait des quoi, il y avait des chantiers grosses qui livraient grosses, et se faisaient livrer l'estiu, à Crestighi. Se faisaient livrer l'estiu, avait des preses, et comme commandavo bel coop, avait des preses pour se faire livrer. Mais il y avait aucune, c'est que les livraient 12 coperons, se faisaient livrer l'estiu, et les faisaient livrer d'hiver. Boulevard Haussmann, il y avait 12 comme quoi. Il y avait une qui li montaven une autunno al 4e, li montaven. In particolare, li montavano in autunno al 4e estate, li montavano. E ne avevano un altro, ne prendeva 4, ma vuole dire un immobile immenso, il y avait 3 courses, che li attraversava le 3 courses, dopo la di la cavo, e tornava a res, per andare a bugiare in de, aveva dei scioglieros, che rubavano come che la pesa qui, che li avevano qua. E il y avait des chauffeurs de sciogliero, appellavano qua des chauffeurs de sciogliero, che si passeggiava un mobiletto. E quello su dei bretons che facevo qua. Allora, facevo di un immobile all'altro, allora, nitigiavo lo sciogliere, può dire che si usava come di faccia, ma che lo sciogliere ci che sortì lo macciafere. Perché il corbeau, su uno qua di cocco, di macchine come qua faceva di macciafere, lo macciafere, qua passava per le sende, che gli sortì, che si tipi si usava come di bestie. E quando avevo qua, tornava al mobiletto, tornava su un antimmobile e facevo come qua. Ancora penibile, ancora duro. Sa che vuole dire che il tipo è ancora solo dei bretoni che facevo qua. E il corbeau era riservato mai che mai ai veronesi? Oui. Ah oui. Quello mondo dei veronesi che faceva il corbeau, oui. E d'un bagnò che il corbeau? Ah beh, un po' per tutto, c'est pas quello d'antracite, quello del nord, il mondo del nord. Après, il y avait un corbeau, il y avait un corbeau qui l'appelait le charbon russe, de l'anthracite russe. Un corbeau negro, dur, che si coupava, si sclatava, quando lo coupava, sclatava come deve dire. L'usisio, incroyable. Alors, il y avait quello qui, le puscar, quoi. Et era tale même pesu, che aveva un sac de boulettes, era come quoi, le sac de boulettes, come quoi, à peu près. Et le sac d'anthracite russe era come quoi. Des temps che pesava l'anthracite russe, Pour le même poids. Per il même épaisse, 50 kilos. E vai a pescar? Ah putain, oui, quello più caro, Il y avait une qualité? Ah ben oui, quello un corbeau très bien dur.
très, très dur. Parce qu'il y avait l'antracite français, encore un corbeau che lo sortio se pandone, come quelle di Casavilla, che faceva des cendres, era l'objet, quel corbeau. Parce qu'il y avait l'antracite que j'ai plavé, un altre che era più dura, quella qui era più scarsa. E le bollette ancora pare, io le bollette ordinarie, ancora facciamo le poussiere, che volevo. Le monde che avevo pagato l'argent, un po' qua, a cosa si incrassava le spoile sulla cuisiniera, e presto io avevo le bollette d'antracite. Allora, suivant l'argent che avevo le monde, prendevo. Parce que io il monde che avevo pagato l'argent all'epoca. Et c'est faisait d'arroser le corbeau en met des salles, là, il y a salade? Ah non, non. C'est faisait pas? Ah non, putain, c'est moche. Ah non, c'est maintenant des corbeaux salades, tout le monde, il faut te quoi de la chérouillère. Parce que sono nostre, nous faisions le corbeau Mettiamo des salles? des salles en médaille au salade. Ah bon? D'ailleurs, ça, pour que le corbeau du reste plus brillant. Ah. Mais parce que le corbeau de la salle, il n'y a pas gagne. Ah. Oui, quello de corbeau de bassa gamma, voglio pare. Et c'est ben dur de legno, Tobi? De West, oui, mais un sac de 30 kilos, oui. Et vous le faisiez, ça, Tobi? Oui, le livraven le sac, ou alors on le livraven des vracs. E livraven le vrac, mais per livrare le vrac, abbiamo appellavano ancora dei croceti. A quella una faia che portavano sulle schine, come un cadre di bruetta me li brancare, capisci? Come qua, ma qua come qua. E del resto, il y avait un battant che se baissava, e hop, lo levava, e riempissavano ancora di uè, come qua. Presto lo levavano sul camion, passavano di giù, e montavano come qua. T'avais fait ça, quoi, Tobi? Oui, oui. E quando arrivava in Nantes, usa settava la seconda marcia, andando all'estate, posava lo crocette e birava e livravano qua. E montavano le jericanos come qua, ne montavano 4 come qua. Come qua, ne potevamo montare 4 jericanos. Et quand ça avait le corbeau, de che faveur? Io abbiamo restato buono, perché il corbeau continuava, ma fin il y avait le gasoil che ne faceva mai e mai. Il gasoil, oui. Et per de che lo aveva ironese, lo roergas, è mai che mai di lo corbeau e poi disando con mai. E facevo il corbeau e il caffè. Ero tutte le zacchine. Ah, oui. Et d'autres... L'altre métier, nous. Les Bretons, les Alsaciens, tout au Abbiamo la loro specialità, ma io non ho pas jamais conosciuto i Bretons. Les Bretons, io facevo la sua configurazione, ma presso al corbeau, no. Et perché le corbeau per les Aveyronais? Per de che lo aveironese era specializzato in un corbeau. E perché questo c'è un'onestà totale. Les anciens, j'étais à Paris, j'étais monté à Paris, abbiamo des pictures dans les boutiques. All'epoca dei Bugnaz, ancora, mi souviene, ancora le abbiamo viste, le boutique piccinette, perché come che la pezza che piccinette, avevo tutto stuccato qui, e livravo dei clienti, e voilà, facevo dei bues, andavo, même se avevo un che andavo delle bues di Vincennes, o diciamo qua, me lo camion, andavo a recuperare dei bues, dei brocos, diciamo, dei brocos come qua, per allumare il fuoco, e vendevo qua. Voilà, e qua era stato sulla generazione qui, il mondo era partito qui, e facevo bugna, e poi tutto ne compavo un, e continuavo, penso da chi il corbeau pensava, ho venduto il corbeau, e sono partiti dai caffè, dai ristoranti, dai caffè, e sono partiti qui, qua. Io pagare del mondo che va fare qua, ho sterminato, même quel c'est ce qui sous, les efforts che torno a prendere, même il y a des quoi que les efforts ne torno même pas prendere. Ho coi venduto, io credo che la rue de l'Apaval che passavano dei passos, di passavano cada dimanche, perché lavoravano 6 jours sur 7 all'epoca. E io credo che la galosceria che stava venduta, l'ugnac, il ratto che stava venuto a delle macchine da rabo, delle macchine come qua, cosa sta venendo come qua, cosa sta venendo come qua. E la stagione demorava di quanto tempo? Partivano a peu près a settembre, partivano, e tornavano dopo là il mese di mai, per chi? Mai, oui. Apriol, mai. E per Lucciavo cosa si faceva? Avevo il patrone Lucciavo. Io in una piola, in un combo, e non Lucciavo.
Non lucciamo, oui. Sul chantier. Oui. Non, all'abitazione, al dessus dell'abitazione, uno come, ma c'è comunque. E quando era già a Stena, al Rade Pierrefitte, c'è lui, livrava aveva lo chantier a Maglioc e livrava in Paris. Io livrava lo 8e e il collega livrava lo primo arrondissement, le Vieilles Halles, il teatro del Châtelet, tutto qua, e lo patrullo, e abbiamo un piccolo caffè, un piccinet, e correva una fenda che lo gnocchi, e mi mettendo, vendiamo dei picciosati corvù, vendiamo dei mafiocchi, e che la figlia teneva il caffè. E era in Luciac al dessus Nantes, era tutte e due. E così, e lavorava per nulla al teatro del Châtelet, non sono jamais niente. Nantes all'epoca non avevamo pas idea al teatro, mi ha detto. Avete entenduto in coopera che gli aveva dei portaili redaio? Ah, io non l'ho pas conosciuto. Ma per quanto hai conosciuto lui Vitriès. Abbiamo un cadre sull'eschino, bello, come. E allora, e dei carreus dessus. E un cappello. E allora, se passeggiavo della rue, e levavo il cappello e facevo Vitriès! Come dico, il primo volta usiere vraiment quel tipo di un suo. Ancora Vitriès. Se passeggiavo tutta la giornata, allora il mondo sortiò e andava a cambiare un carreu. Hai conosciuto che siete qui? Ero papà che mai una veronese. Ah, che c'est qui nous? Non parlava pas pour toi. E après, come distrazione dei caviars, lo dimense. Ah, lo diminge andava a danzare. Danzava tutto lo diminge, al salon viene, che la rapè mai. E di che se non stava era? Ah, lo danzava ici, il paese. La vorrei, la valso e tutto ce che volesse. Avete preso a danzare un mo'? Come mai che mi ha preso a danzare? Avevo 7 anni che mi danzavo. Ah ouais. E qual è che gli aveva come orchestre? Oh, io avevo François Bossonade, qui a giocato in blu François Bossonade. Io avevo penso tutto il corso lui-même che giocavo tutto il tempo qui. E ma quando ho visto che arriva anche delle amicalos, io avevo cada regione, io avevo solo l'amicalo di Bosu. Io avevo l'amicalo di Cesiu, allora io avevo quando avevo le amicalos. Io avevo che stava la crosta, penso danzava e voilà, ma io danzavo in cada dimanche. Io avevo 3 macchine come qua, io avevo il salon Vianney, le Lancry et le Delvaux. Il y avait 13 qui faisaient des machines comme quoi. Alors, tous les dimanches, voilà. Mais bon, il n'y avait pas que le dimanche à l'époque. Si travaillais mai que les jours, il y avait les jours supplémentaires qui existaient ou pas. Non. Et à tirer pas les maîtres des Mouramou? Pas bien, non. Et per de qui? Pas bien, non, come facciamo poco ga, ma penso memorivere. Era fenna era del Gers, ma fenna. E ben erano il paese. E après ça, tu era de travail presque de suite, ici, des travaux publics. Et voilà. Et ben, passato la vita ici. Et alors, dès qu'on veut faire comme métier, dis vous Travaux publics. Et oh, mais où t'es? A Spoliou. À Spoliou? Ouais. Et dès qu'il faut dire ça? Les communes ou d'Angen, n'importe de qui. Ouais. Et après ça, on passait un concours inter à la pied. Et voilà. Et sur le canton d'Espoliou, tout ça? Non, ici sur Boiseau. Sur Boiseau? Ouais, sur Boiseau, oui. Non. Voilà, et après ça finirait ma carrière un peu au Guy. Ouais. Et alors, tout ce que ces Aveyronaises qui partent au Paris, il y a bien des musiques qui connaissiez? Oui. Toutes, nous connaissions toutes. Nous connaissions toutes parce que nous, abbiamo des mobiletos, abbiamo cominciato a fare le bicicletas. Queste le mobiletas arrivate, allora andavamo a danzare a Salgos, a Curieiros, a Loiolo, sulla Civunuva, là andavamo a danzare, le feste andavamo a danzare. Oui, andavamo a danzare tant che podiamo qua. Et dès qu'il faut dire un meilleur 5 qui gagnait, les hommes. Nous mettions de las calcetas. Et après? Io non fa, ma non mi serviva per fare l'armata, io, allora lo mi potevo pas me donare sempre per fare l'armata, per fare il regime, perché all'epoca toccava ripartite in Alemagna, io. Si era incorporata molto su, perché era 3 mesi di classe, e poi si parteva a Wittlich, al Rade Trèves, in Alemagna. Perché era 15 mesi, io. E allora, quando avevo bisogno di rinne, telefonavo, scrivevo als parenti che mi muoiavo un po' d'argent.
Sinon, mes parents non pouvevano donare sempre fare il reggimento, e presso, quando avevano una permissione, pagavano il treno, 3 quarts de place pagavano, Ah oui, oui, abbiamo detto quart de place che non facevano la SNCF, sino il resto non scogliamo pagare il treno. Et alors, le pagava pas un peu quand même? Non, pas il treno, no. Ah non? Pas il treno, no. Abbiamo Paris, e toccavano, all'epoca Renamun, toccavano 10 Dutch mark, toccavano, io credo, una quinzena di francs, tutti come qua, 7 paquets di sigarette, e una savonetta. Cada mese. E dico che una chiara, ma qua, podia pas pagare il treno. In Alemania, con era 2 devaluazioni del franc. Quando andavo a mettere un biglietto di 100 francs, lo fa cambiare. A me dei marche, ti vuol dire che ti stracciavo che cosa era passato. Ah oui, oui. Allora, perché per venire in permissione, poi sortivano un po' nel mondo, era lo sud dei sì, nel mondo. Io avevo del mondo, io avevo dei Bretoni, io avevo un sti, era morente che l'ho messo un po' là. E per adesso io avevo un Bordeaux, tutto qua, ouais. Et alors, vous sentiez un peu comme le manoeuvre del Parisien, comment ou pas? Così. Le manoeuvre, l'ouvrier del Parisien, donc No. Le Parisien così vous vediez. Peccaire, l'ho pas mai inondato anche il mondo, sei pa. Sei pa, no. Ma c'est-à-dire que qua non pas dire che era un clan, ma les averonesi erano qua insieme, non si mesclava pas con i parisiani. Cosa sarebbero pas le figlie parisienne? Et les riches, di che vedi? Les riches? Oui. Les riches dans quel costello, quel hôtel particulier. Ah oui, mais les riches, facevo l'urbido, sa che i parisiani all'epoca gagnavano l'argent. Quando andavo al paese, sortivo dei biglietti di 50.000 per pagare, per far dire che non avevo. Ouais. Et così ero perseguito ici. Oh, ma non avevo l'abitudine. Al paese, il mondo sapeva che ero come qua, per se far bere un po' si cufflava un po'. Allora, come dice qua, non si cufflo. Dizia, saveva giusto. No. Oui, non, tu pensavi, ma lo dicevo un po'. Vous voulez dire quoi? Così, tu non sei sortito? No, ma noi sappiamo bene dove ero sortito. Oui, non, tu sapevi che dove ero sortito, lo sappiamo bene. De toute façon, avevo l'abitudine, arrivavo, qualcuno, mi souviene, quando ero arrivato, a me quella specie la prima pezza che avevo imprimato, che avevo di valore 100 francs, no? De passé des 100 francs, non avevo fatto. Sape che non ero arrivato, puto, al bistro, erano tutti insieme, che l'altro pagavamo anche la spesa, tutto il mondo era contento che io ne prendere una, perché non abbiamo mai visto. Allora abbiamo cambiato un po', e allora al bistro, non abbiamo cambiato, insomma, che la fenna per avere una, pensa come qua. Ouais. Mais tu avais la poche come qua, e ti sortivo in macchina di biglietti come qua, e pagavo. A noi ti facevo dire che non avevo. Ma, bon, l'avevo guadagnato, sai che. E alla ritirata mai che mai sono tornato al paese o pas? Io alla ritirata che il mondo dei poveri. Io che ho comprato stanze ici, e ho passato la retraite un po' qui, io che, bon, presso les commerci, ho messo dei gerenti, che lo facevo, voilà. Ou les ont vendus, mais il n'y avait que des machines qui avaient de valeur. Il y avait la sacrée boutique, il n'y avait que des machines. Il y avait des gens qui travaillaient, qui disaient. Ah oui. Et des poulies quartiers. Vous pouvez dire des noms des cafés qui erano. Je ne me souvenais pas, mais. Oui, tout au cours, c'est vrai. Oui. Et quand était condannato di saisonnier? 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. Des cunazze? À partir de 7 ans, alors 5 ans après, il restait, voilà. Ouais. Après l'armada? Oui. L'armada, à partir de 7 ans. Après, ça est reparti à l'armada, à partir de l'armada, dans les aviations. Et après, ça, tourner de l'armada, tourner reparti à Paris, et tourner à monter des corbeaux, et puis ça fait un peu au garçon de café, mais garçon de café, faisions, mais bon, il m'avait mal l'équipage des corbeaux, plus intéressante, quoi. E allora l'estiu di che facevi? E mi trovavi al paese, fino a?
Che gli ho fatto l'hostal. L'hostal non speravo per poi fare il lavoro di lavoro, il paese era fermier. Donc, l'hiver per pensare alle vesti sono des pas dégueux. Mais l'estiu che li ho venuti, li ho già fatto e tutto il bordel. Ah oui, oui, io quando era all'armata, con il frère che era dopo letto, li ho già fatto. Ah oui, oui. Et après ça, après ça, que lui continué, quand rester, le père s'est débrouillé, après ça prenait la retraite et tournait à la voir le propriétaire, et voilà. Allora, ici, mai che mai un paese paure per montare troppo a Paris, per che montava a Paris tutto quel mondo? Et pour gagner l'argent, parce qu'ici, le pays gagnait que les seuls des warriors. À l'époque que pour Dieu, il n'y avait pas d'industrie. Et ici, il n'était pas d'ici, mais il n'y avait pas la zone, il n'y avait pas d'industrie. Et le monde sur la montagne, il n'y avait pas d'industrie. Actuellement, à la Iola, il y avait la jeune montagne, qui va vous faire travailler tout quoi. Et la jeune montagne, que sembrava faire, qui est bien, qui fa travailler des mondes. Mais après, il n'y a pas que les artisans, après qui, vous la busquez apprendre un métier. Porque li apprendi un métier, ou quelqu'un apprenait un métier, de suite, mais là, io personalmente n'avais pas la capacità per venire alla scuola, era pas voglio pas rester. Alors, ancora un problème, c'est que je tornare alla scuola après ça, per venire un métier, era pas mal al rich, mais quand elle studiava, c'était un problème per io. Donc, era un po', cosa marciava pas alla scuola io. Ancora, non volevo pas fare. Le plomber, c'est un peu de testimonianze, quoi. Voilà. C'est la vie de Paris. Il y a bien des adultes, ça? Oui, mais qui n'avions pas besoin, quoi, parce que gagnavamo la nostra vita come locale e facevamo la festa un po'. E lui che veniva per avere una place nell'amministrazione? In dove? A Paris? A Paris, perché il y a bien che debutava au monde. Ah oui, mais... Et à Mbébous, mais vous l'avez trouvé? Ben, pas... mais... Sai pas, mais il n'y avait pas gaire che rientravo di librerie, gaire, il pas gaire che aveva di librerie, pas gaire. Pas gaire, non, à l'époque, non, parce que... Et tu es, quand c'est fait tout de suite? Non. Les montées à Paris? Ah, non, il n'y a pas eu ce monde au monde. Déjà que trop pas de pour travailler. Ah, non, aujourd'hui, les jours où les boules à Paris, non, il n'y a pas de... Ils ne montent pas. Non. Il y avait qui montent des étudiants, ou des machines comme quoi, ou pour faire un métier, ou comme quoi, mais presque pour faire un bistrot à Paris, pas que les fonds, les pitchers des fonds, que tournent reprendre le reste. Encore que ne voulons pas. Ni voulons pas, on trouve trop pénible, parce que c'est ce qu'ils voulaient, ils calestrent, hein. Ah quoi, oui, c'est un métier dur, hein, ils calestrent. Il y avait des bistros qui barraient deux ou trois jours. Et après, le reste, qu'on marchait tout le temps, des grosses machines. Ah oui. Ah oui, encore important, hein. Ah oui, encore des grosses trucs. Enfin bon, encore une époque, mais bon, encore la poulie d'époque. Oui, encore la poulie d'époque. Encore, il queria tornare. Trimave, mais encore une époque que se voleva ne gagnava. Ah ouais, encore la belle époque, les impôts, non se filavano, ne pagavano pas. E che erano paura, se si è spionato. No, mais ne pagavano pas l'impôt. Non. Non se filavano per pas fare. Mais... Alors, quand c'est tourné, est-ce mai che mai à Bayonnaise ou parisien? Ah, non, arrivé le pays, parisien, pas de tout. Non, on a à peu près l'accent de Paris, non, pas me parlavano portoghese a Paris, eh. Non, entrenante parlavano jamais francese. On avevano il Lyonnais parlavano pas che francese, perché portoghese. Tutto io all'hostal parlavano pas che lo portoghese. Mais on arrivait à l'école, mais le frère me parlait français quand même. Mais l'hostal, même mes parents, après, quand on avait l'hiver, s'est retiré à Saint-Gou, mais parlaient pas jamais français. Et le monde mondial, quand il y a un accent? Ah, beleu.
sei fa, oui, sûrement. Sûrement, oui. Oui, l'accent, oui. Se tracciavo quand parlavamo lo francese, dicevo, se tracciavo che aveva un accent plate. Et elle s'est raffinable. Oui, non, j'aime pas besoin de raffiner, non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous parliez pas trop en pensant que quelqu'un ne vous comprenait pas, et en fait c'était une personne... Ah, mais ça, Oui, mais quand vous êtes en rugade, oui, avevo raccontato un'storia. Eravamo a Rue de Lap e io avevo sortito nel ristorante. Io avevo un momento che si agganciava delle glace del Valajò. Il Valajò era un dancing. E si agganciava con qua, si ringiava il cappello come qua, il Valajò. E sortendo, e le copine dicono, te, a quella puttana di vieglio, d'un côté poi gli ti sclaffi il cappello. Lo momento a servire, l'avete pagato quel cappello, monsieur? Te può, se serio foutu d'un trou de rat, lo type. Ça vient pas plus d'un 6 mètres. E le momento rigolavo, perché sai che l'altro ti vuol dire che sappiamo più di insieme. Ma lui poi ci aveva invitato qua. Oui. Au-dessus de pulito video parisien, quoi. Oui, mais oui, mais plonge pas de ma vie. La sentamos seguite, donc après ça. Après ça, pas de problème. Oui, la vie. Quand dure comme quoi, demandez pas moi. Oui. C'est très riche, il ne faut pas bien bien, ça, c'est tranquille. C'est parce que les riches, il y avait le reste. Et là, on est parlé un peu de la langue. Nous avons dit que vous avez appris la langue occitane, le portugais. Mais les parents, l'avevano tutti parlato. Et Tutti. Et après, par l'école... Avevo le scuole, parlavano lui due, parlavano francese e portoghese, ma tale che erano nella cour de récréation, parlavano pas che portoghese. Ma gli vesisi, tutto qua, parlavano pas che portoghese nella cour de récréation. Et le maître di Paris? E lo maestro, pas trop. Ma viene il maestro che era gaiso. D'un terre... Era al Rasamund di San Remi al Rasamund. Et vous, l'école est intéressante? E a San Remi non Peirosa era le scuole. Ouais. Et Ouais. il y a eu des punitions pour faire lorsque dans l'ISA avec ce qu'on parle portugais? Mais pas bien pour le portugais, mais comme moi, il pas beau, le scuole, tu veux dire che non foutia sur l'œil, là, Ah ouais, ma come cale. Ouais, oui. Mais bon. Parce que la surnommait bien le cuir. Lei m'avait pas. Ah non, ouais. Ah ouais, lei m'avait pas. Mais que vous laisse. Mais elle lui sur un roseau, parce qu'il y en a. Ah oui, elle aime pas bien bourse. Certaines, ni le carobus, mais pas eu toujours. Ouais. Vous, il avait sorti d'un coup? Bah, on va dire avec. Come mancato. Bel corpo. Ah oui. Come manco, quando vuoi spare, come manco lo sapere. Mais voilà. Mais non y arriva quand même, ils sont arrivés quand même. Bon, ils facciamo vita quand même. E tu, quelle langue si insegna alle scuole? Oui. La langue doc, tutto qua? A me la lingua doc resembla al nostro portoghese. E quella che si comprende bene, l'Occità, copriamo giugato. Quando accendo la televisione, il giornaletto che vi parlo, c'est pas mesclume de catalano, non c'est pas quoi. Et pour vous prononcer le zéro, ça vaut pas. Zéro. Non les comprends pas, le journalette, que la télévision. La savete dire quelle langue? Non. Ah. Non. Et après, pensas que quelle langue pourrions mourir, pourrions disparaître? Eh bien oui, ou alors, c'est-à-dire que, perché c'est Maurice? Comme des monde comme io, il megafono loro io parlato, io quello che les interessava pas. Mais se non loro parla i telefoni, se non loro parlava, io vedo il y a des jeunes filles che su del mondo di una guardia sulla montagna, lo padre lo parla portoghese, ma lo parlo. A quelle figlie che ho 20 anni, ma lo parlo, perché lo padre lo ha parlato. Nantes l'avevano appreso perché non lo parlato. E che le figlie lo parlo. Donc, è pas più complicato che qua. Il y avait des gens qui ne l'ont pas jamais parlé de ce que vous voulez faire.
Les parents parlent portuguès entre ells, c'est là que parlent les femmes, parlent français. Alors voilà, pourquoi c'est perd? Et vous continuez de la parler cada jour? Ah oui, cada jour, tout ce que peut, tout ce que trobe gens lo parle. Et abbiamo un mesi che è partito per lo paure. E beh, parlavamo pas jamais francese amb ell. Jamais. Parlavamo tot un poc amb ell verd. Parlavamo tot un portuguès. Sa feina arribava, passaven al francès. Se n'anava, tornàvem a passar al portuguès. Ah ouais, parlavamo portuguès tot el temps amb ell verd. Tot el temps. Ah oui, mais même io tot el que trobo qualcun qui lo parla, peut-être lui m'a dit, hai trobat un papier qui parlem pas que portuguès, tot dus. O tutto qua, même i mio compagno che sulla Lausera, io del mondo che conosce ara, parlem pas que portuguès. Allora io qualche differenza sempre come lo lauserien, ma enfin quand se parla, quand se comprend très bien. Mais mai ascoltar la lingua doc, parce que a Podeno parlava solito in occitan, ma Podeno non lo comprigno. Non lo comprigno bien Podeno. Après, ça, aux autres, quand il y avait ce Nadal. Oui. Nadal, comprenez pas. Mais enfin bon, quand il faut qu'on me porte. E vous souvenez chi qualche vous disiez al momento, in portuguès, une consonetto? Mais le grand-mère, les n'avait pas connu les grand-mères, les grand-mères de nous, parce que comme sono scuccio mes parents erano natifs mon père era de Mondalios. Al dessus del castello, del Luarac, e mamma era dell'Estrada, del castello. Ero partiti, meus parents, parce que ancora le famiglie nombreuses, all'epoca mon père era udec, e mamma era uduce, e avevo pas che 2 vacche e 3 cabros, che voleva fare. E dunque, le fontane piccinetti, ho detto, le luavo, sono stato luati delle vorie, un po' per tutte. E allora, questa comunque, e miei parenti, sono stato in legge serventi in tutte le ore, e presto quando siamo arrivati, prendere una voria a 10, al dessus del baraccio del Castelnuovo, e presto un paio riportato alla guerra. E mia madre faceva valere la voria, tutto solo. E dunque, mio frère nascette qui. E presso mon père faut que tournette un po' come si appellava faut pas que su 5 faut que pas 5 ans de prisonniers parce qu'il y avait des frères des belles frères tutto qua e donc e tournette e presso troia la voria presso partire da qui on ero sulla comune di Montpellier e voilà mais compare una voria? Non pas jamais comparé, sono stato un fermiese. Sono stato un fermiese, oui. Mais bon, sono pas jamais ricci, Ho tutto un tiro di appello questo. Ah oui. Ma che fa? All'epoca toccavo pas de ça, toccavo pas, tu pas de prima all'epoca. Facevo un cucca bio, C'era una retraite quand même? Ah oui, c'est une retraite. 700 euros, oui, 700 euros, toccavo. Voilà, oui. Voilà, pas mai. Bon. Allora, parliamo un po' della guerra di Ara. Il y a des mondi che hanno fatto la guerra del 14 in la famiglia? Sûrement, mais n'ai pas que souvenir. Les grands-parents, surtout quoi, les ai pas connus, quoi. Non. E se ne parlava pas? Non. Il ne peut pas faire la guerra del 40. Oui, mais la Fouquet ne préciserait pas. C'est qu'elle est mobilisée et elle est arrivée à Dunkerque, et de suite les Allemands les amassèrent. Donc, pareil. Come mi dicevo, había un fusil che il level e 2 cartuchos, mi dicevo, le cartuche me lo rientravo poi il fusil. Mi dicevo, il fusil e 2 cartuche, le tireremo pas la cartuche, pas jamais, tractare un foglio ramassato di suite. Parce che ero sul Dunkerque, sulla plage del mondo, pensavo parti in Inghilterra, c'est pas nous, ne savais pas, ne parlait pas trop, mais de suite c'est qu'ero prisonnier, il faut qu'il n'y ait pas du tout de guerre, elle. Et si il y a prisonnier? Prisonnier de suite. Di Noborio? Oui. E vous explicavo che si faceva un bal in Noborio? Pas bien, non. Pas gaire, non ne parlava pas gaire, non. Quoi, pas une sujet de conversation, pas bien, non. Et l'Algérie? Nous, l'Algérie de Cousins, oui, che non faccio. Après ça, non.
Pas in vostra Pas bien, nous. Avec des cousins, oui, que là, on fait ça. Mais per resto, non. Eh bien, però merci. Voilà. Andiamo a fare un luccione del souvenir. Oui. Ah. Un grosso vestito che avete fatto. E semplice. Le E vestige. quando è bene? Ah, on sait pas. Questa fai che non si rappella pas bien, quoi. Ah bon? Possible. Non, Paris, non. Si, je me souviens de l'histoire de la marmite à Lucapel, Ouais. mais non, pas bien, quoi. Ah, non? Che sei andato a letto senza pas? Ah non, je ne sais pas, il y en avait une soupe ici, quand même. Si. Nous faisions manger quand même, un peu. E un gusto, un odore che avete in Lucca, d'un pays che si spicciù, che con de vous, de pas vous. Ah, le gust, si. Lo ser, quand lo farà del lac arrivava allo stal, le vacche smulsos, vivion del lac, alla calura della vacca. Me lo grumo, che via di sud, a quoi bio. Così un gusto che poteva pas mbudare. A quoi bu, un po' incroyable. Ah, qui cause un gusto inoubliable. Que des goûts je connais pas aujourd'hui. Des goûts je connais pas. Ah, moi la strévue, je trouve que boulez. Qui cause un gusto, oui. Volevo giocare con la pagamento stato Baltesta. No. Sì? Boh. Ah, qua, inoubliable quando è stata qua, alla colore della vestia. E après, l'Uben de la Libertà, come l'avete sentito, come Ah. l'avete sentito? Sei pas se ne va pour là, quoi. Sì, un po' di come impari. La libertà, l'hai deciso. Sono stato libero un po' tutta la mia vita, ma in fin bon, la libertà. Hai divorciato, lei, mi ha donato un po' di libertà. Come donato di libertà, sì. Ah, Oui. Quand avete cominciato a guadagnare d'argento? Ah oui. Ah oui. Ma in fin bon, non serviva, oui. Mais le mettions de costat quand même, parce que... Ouais. tu avais lo sporeng a Melorzen un po'? Les parents non pas bien, non. Non faisait, c'est suffisant, c'est même, c'est arrivava a fare qualche più. Ma mamma lavorava cada vendere a Spoliu al mercato. Lavorava, faceva dei formaggi, vendeva dei formaggi, faceva dei birre, vendeva dei birre, faceva dei volaglio. Dei volaglio un po' come qua, Natale imbuiava le spiagge a Parigi. Oui, les Parisiens, le monde del paese, che era a Parigi, come comprava dei piogge per Natale. E dunque la mamma li spiava, e le preparava, e poi montava una linea di routier che montava su Parigi. E dunque livrava le spiagge. Oh. Ouais. E lo tren, per lavorare, per lavorare così faceas? Et puis le train que le prignon des routes sportives à Paris, parce que le prignon de la nuit, et comme il n'y avait pas le lieu, era direct. Des routes de Paris, comme il y a direct, la nuit. E lo tren del, come si appelle encore, del Pizzou Jouvernias, la Bespresse? Non, jamais. Pas mai? Jamais, non. Parce qu'il y avait lo tren del Jouvernias. Oui, mais non. Après, rappelle tu, non? Beleu, mais penso, antes partion l'autour, per andare a trovare a Mune, tornando alla prima, mi fai un pacchetto di tren che nominavo a Rodez. E a Rodez, che gli prende lo car, che non menavo a Spaliu, ed è che ne prende a Zenante che menavo, ne vi ho due, che menavo a mia comì, che ne era a pelle, l'altro che non menavo al villaggio. Per non facevano lo car. Jusqu'au jour où c'era interessato per accompagnato. E avete una fiertà? Che sei fier d'aver fatto? Bon, pas bien, non. Bon, sono contento de mon existence. No. Oui. Des choix de la cabra? De la cabretta? Non, io gioco d'accordeon, je pas de cabretta. E la bes? Non l'hai pas menate. E dommage. Mais dico, il m'a pas dit rien. Mais vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que tu avais l'accordéon. Ni giochi a me Serge. Serge Mejane, oui, ni jouait, quoi. Oh, è dommage. Eh oui.